nel giro di un paio di secondi era tutto bianco, dalle ciglia, baffi, dal ghiaccio, che si formava subito dal ghiaccio. Questi mi vengono a dire, guarda, l'ha visto, buonasera, lo vede questo che è? Lo vede quel ragazzo? Lui è un Caronte, è uno di quelli che portano a noi, a tutti con i gommoni, e l'ha detto adesso di fronte a voi, che lui, mare bello, mare brutto, ripeti? Io vengo, verrebbe tutti i giorni a non farmi cimaccare, a non farmi macchiare nulla, non so se rendo l'idea di cosa stiamo parlando. Sì, no. Però noi possiamo avere le idee più chiare, ci spiega che cosa vuole raggiungere, qual è il suo Innanzitutto stiamo principio, qual è il Io suo sono fondi per indipendentista. Nel 1978 noi dichiarammo qui la Repubblica di Maruente, non viene ufficializzato perché venne entrato in arresto 2 anni dopo. Mi hanno condannato a 9 anni di carcere per cospirazione politica per staccare la Sardegna e renderla Stato autonomo, e me li sono fatti questi anni di carcere, ho fatto il sciopero della fame e ho fatto tutto il resto. Poi ho fatto una promessa ai miei, a mia moglie, ai miei figli, a mia figlia che è qua, a mia nipotina che ho, e che fino a quando avresti compiuto i 65 anni di età io non mi sarei più messo a fare politica attiva. La mia promessa, perché ci tengo quando do una parola per me è sacra, il 4 maggio di quest'anno a Barumini, nella fortezza nuragica, perché anche questo è un fatto simbolico per noi, ho detto di fronte a 120 persone che eravamo, tu c'eri già sul coso, da questo momento gli ultimi anni che mi restano da vivere premetto che ho deciso che non morirò prima di fare l'indipendenza, tanto per incominciare, ho deciso di non morire. Sul coso. Abbiamo detto rincominciamo a lottare. Sono passati 3 mesi. Ho cominciato sul coso, hanno organizzato quella faccenda. E adesso siamo qui. Forse vogliono sapere lo scopo. Ci vogliono spaventare. Lo scopo lo diciamo. Lo scopo qual è? Nel 78 l'avevamo decretata qua, adesso l'ho formalizzata con le leggi che esistono. Parto dalla Carta di San Francisco, incominciata a dibattere da 45 paesi nel giugno del 45, diventata Statuto delle Nazioni Unite ad ottobre, spostata a New York, che l'Italia ha sottoscritto. Legge l'Italia il giorno 17 agosto del 1957 con la legge 848 fa proprio il principio della Carta di San Francisco, per cui l'autodeterminazione dei popoli, la difesa delle minoranze è una legge dello Stato italiano, se ne sono dimenticati loro. Allora noi qua, per noi questo territorio ce l'avevamo dal 78, siamo ritornati e abbiamo detto da questo momento questa è la libera Repubblica del Maruente.